Prova. Oh, è acceso. Ok, buonasera a tutti, buonasera a voi che siete qua, buonasera a chi è a casa e benvenuti al nostro culto giovani. E questa sera parleremo di nuovo, di affrontare i propri giganti, parleremo di situazioni difficili, parleremo di situazioni in cui probabilmente magari ci sentiamo soli, abbandonati da tutto, da tutti, dal Signore e in cui possiamo rifugiarci soltanto in Lui, nella Sua parola. Quindi vi chiedo di stare in piedi per questo momento. Spero che voi siate carichi per poter avere il nostro momento di lode e di adorazione, carichi per poter ricevere una parola potente da parte del Signore, perché oggi il momento è questo il momento. Quindi chiudiamo i nostri occhi e chiediamo al Signore che possa parlare ai nostri cuori. Signore Padre, ti ringrazio questa sera per la possibilità che ci dai di poter essere qui ad ascoltare la tua parola. Ti ringrazio per la possibilità di essere qui riuniti e ti ringrazio per ogni mio fratello, ogni mia sorella che è qui presente oggi, Padre. Ti chiedo davvero che possiamo cogliere questa opportunità che tu, Signore, ci stai dando per poter ascoltare la tua voce, per aprire i nostri occhi spirituali, per poter aprire le nostre orecchie e poter sentire quello che tu hai da dirci, Signore. Che la tua parola possa entrare nelle profondità del nostro cuore, che possa radicarsi e che possa rimanere lì, che noi possiamo farne tesoro, Padre, e che in questo momento possiamo consegnare a te tutta la lode e adorazione che abbiamo dentro, Signore, che possiamo davvero aprire i nostri cuori a te, che possiamo davvero con tutto il nostro cuore gioire con la tua lode, piangere nella tua lode e poter parlare con te attraverso questo momento di lode e adorazione, Signore. Ti ringrazio per questa opportunità meravigliosa che ci dai, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Il nostro Dio è forte,
attimo di chiudere i vostri occhi perché possiamo entrare, per cui possiamo pregare in questo momento il nostro Signore. Signore, ti ringraziamo per questo momento, Padre, grazie perché possiamo essere qui nella tua presenza, Padre. Questa mattina vogliamo dichiarare che tu sei grande, Signore. Vogliamo riconoscere la tua grandezza nelle nostre vite, Signore, in quello che fai nelle nostre vite, Padre. Grazie per le nostre famiglie, per tutto quello che fai per noi, Signore. Che le nostre voci oggi possano cantare a te, Padre, che questo cuore, Signore, possa dichiarare ad alta voce, Signore, che tu sei grande, Padre, e che sei il Re delle nostre vite, Padre. Amen. Tu sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Tu sei qui, toccando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, curando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, sanando ogni vita, adoro te, adoro te. Tu sei qui, restaurando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore. 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 Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti sento operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei, Signore.
questo sei Signor, questo sei Signor. Signor mio Dio, anche quando sbaglio, so che mi ami, la tua presenza mi avvolge in ogni istante, so che mi ami, so che mi ami. Alla croce adoro te, hai sparso il sangue tuo per me, no, non c'è più grande amor. Nella tomba non sei più, sei nella gloria di lassù, nessuno ci separerà. Mi hai mostrato qual è la via, tu mi proteggi, so che mi ami, alla croce adoro te, sparso il sangue tuo per me, no, non c'è più grande amor. Nella tomba non sei più, sei nella gloria di lassù, nessuno ci separerà. Sei morto per me, risorto per me, per salvarmi, mio Signore. Sei morto per me, risorto per me, per salvarmi, mio Signore. Quando la terra scomparirà, vedrò il tuo volto e mi dirai che tu mi ami. Alla croce adoro te, sparso il sangue tuo per me, no, non c'è più grande amore.
Signore, ti ringraziamo per questo momento, Padre. Grazie perché possiamo contare su di te, Padre, sulla tua grazia, Signore. Grazie per il tuo amore, Padre, che non ci separa mai. Grazie, Signore, per tutto quello che fai per noi, Signore, perché ci ami, Padre, indipendentemente da quello che facciamo, Signore. Grazie per come ci hai creato, Padre, per i nostri difetti, Signore, per i nostri pregi, Padre. E grazie per accompagnarci ogni giorno, Signore. Grazie per proteggerci, Signore, dal peccato. Ti chiedo, Signore, che tu possa continuare a guidarci, Signore, apri i nostri occhi, Signore. Aiutaci, Signore, ad ascoltare meglio la tua voce, Signore, affinché possiamo agire in base alla tua volontà, Padre. Ti ringraziamo, Signore, questa mattina, questa sera, Signore. Amen. Mio Gesù, Signore, nessuno è come te, per sempre io ti loderò, perché solo tu degno sei. Rifugio sicuro, sempre in te troverò l'anima mia, ciò che è in me, io l'ho dedicato a te. Gridiamo gioia al Signor nostro Dio, tutta la terra gioisca con noi, ed il creato prostrandosi a Lui grida santo è il tuo nome. Canto con gioia sapendo che in te ho grandi promesse, il tuo amore per me. Non basta l'eternità per amare te. Mio Gesù, Signore, nessuno è come te, per sempre io ti loderò, perché solo tu degno sei. Rifugio sicuro, sempre in te troverò l'anima mia, ciò che è in me, io l'ho dedicato a te. Gridiamo di gioia al Signor nostro Dio, tutta la terra gioisca con noi, vedi il creato prostrandosi a Lui, grida santo è il tuo nome. Canto con gioia sapendo che in te ho grandi promesse, il tuo amore per me. Non basta l'eternità per amare, grida di gioia, Signore.
Padre, per questo momento, Signore. Grazie perché possiamo usare i nostri talenti e le nostre voci, Padre, per lodarti, Signore, e riconoscere che tu sei l'unico Re, Signore. Grazie per la possibilità, Signore, di poter innalzare una lode verso di te, Signore, e che tu oggi possa risanare i nostri cuori, le nostre menti, Padre, affinché possiamo fare la tua volontà, Padre. Grazie per tutto quello che fai, Signore, in noi. Grazie perché agisci in noi, Signore. Aiutaci a avere fede in te, Padre. In nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, eccoci qua, sempre un piacere poter essere qui nei nostri sabati dei giovani e degli adolescenti. Voi siete felici di essere qui? Sì? No? Boh, forse? Li sento un po' cosato. Siete felici di essere qui? Ci possiamo lavorare con il tempo. Okay? Allora, per chi si fosse perso le puntate precedenti, stiamo parlando della storia di Davide, stiamo seguendo un libro che passo passo racconta la storia di Davide, ok? Perciò, giusto per rinfrescarvi la memoria, abbiamo visto le vicende di Davide e Golie, abbiamo visto come Saul l'ha odiato in seguito ai suoi successi militari, abbiamo visto come Jonathan è stato questo amico nel momento della difficoltà, abbiamo poi inoltre visto quando a Nob Davide ha mentito ai sacerdoti per avere un po' di pane, per avere una spada, un qualcosa per proteggersi da quella paura che lo attanagliava. Ok? E che dire, credo non sia così, come dire, difficile da capire che Davide si trovava nella disperazione, no? Era circondato da tutte le parti, non aveva amici, che cosa mai poteva fare? Questo è figurativamente, e poi vedremo anche letteralmente, il deserto. Il deserto, vi chiedo di non pensare a quel deserto come magari avete l'immagine del deserto del Sahara, quelle grandi distese di sabbia, perché qui stiamo parlando del deserto di Israele. E il deserto in Israele non è mica un luogo comodo come immagino, no? Perché non solo c'è il problema del caldo, ma nel deserto ti arriva di tutto, tu non sei parato da niente, è il caldo, è la pioggia, è la grandine, addirittura la neve in certe situazioni. Perciò è davvero una zona, un'area geografica nel quale ti ritrovi mai per scelta. Di certo Davide avrebbe preferito rimanere a palazzo, ok? Stiamo parlando di un palazzo, stiamo parlando di vivere come la nobiltà. Eppure Davide non aveva scelta. Come tanti di noi a volte, no? Noi non scegliamo di andare nel deserto, non scegliamo di soffrire, perché a un certo punto la calamità si abbatte, il tetto cede e tu sei lì, da solo. Una stagione arida. E questa stagione arida è contrassegnata dall'isolamento. Saul ha efficacemente isolato Davide. L'ha isolato da tutto e da tutti. 6 tentati omicidi hanno posto fine alla carriera militare di Davide. Davide a quel punto scappa da corte, si precipita a casa di Samuele e subito qualcuno lo dice a Saul. E allora di nuovo deve scappare. Arriva anche a casa sua, da Michal, sua moglie, e deve di nuovo fuggire. Saul riesce a rompere tutto, riesce a rompere i legami con il suo sacerdote, riesce a rompere i legami con sua moglie, perché di nuovo sua moglie ha dovuto mentire a Saul, perché sennò anche lei sarebbe stata uccisa. Quando Saul si avvicina a lei, gli chiede spiegazioni, lei gli dice: guarda, è Davide che mi ha costretto. Saul in questo modo gli ha tagliato tutto, la sua persecuzione ha distrutto l'armonia del matrimonio di Davide. Davide poi fugge ancora una volta alla città di Nob, una città di sacerdoti. E lì cosa deve fare? Il grande Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, deve mentire spudoratamente. Davide sente una corda stringersi intorno al collo. Non ha un posto a corte, non ha un posto nell'esercito, non ha moglie, non ha sacerdote, non ha amico, perché Jonathan, ricordiamocelo, era probabilmente l'unica barriera fra Saul, il pazzo Saul, e il resto della corte e il governo effettivo di Israele. Jonathan non poteva mollare il suo posto e di nuovo Davide è solo. Il deserto inizia con la rottura di relazioni e prosegue con l'inganno. Abbiamo già visto, no? L'inganno di Davide a Nob, non so se vi ricordate, sempre nelle puntate precedenti, però da lì fugge,
deve per forza fuggire se no Saul lo prende. E dove va? Si rifugia in una città chiamata Gat. Per chi non se lo ricordasse, Gat era la città di Golia, era la città dei suoi nemici, era la città dei Filistei, di un popolo avverso a Dio. E in quel momento Davide, preso da disperazione, cerca di stringere un'alleanza con i Filistei. Cerca di stringere questa alleanza nel quale dice: guarda, noi abbiamo un nemico in comune, no? Il nemico del mio nemico è mio amico. Però questa alleanza fallisce. Perciò Davide si ritrova in una città ostile, in una città che lo vuole morto, e lì Davide deve mentire ancora una volta. Davide si finge pazzo. Si finge pazzo. In particolare oggi, leggendo, possiamo ipotizzare che quello che Davide ha simulato in quel momento è una crisi epilettica. E perché questo è importante? Questo è molto importante perché nella cultura dei Filistei le crisi epilettiche, i pazzi o comunque queste apparizioni venivano sempre collegate al demonio. E la cosa particolare è che il demonio, si pensava, agisce attraverso il sangue. Perciò se una persona davanti a te faceva la pazza, aveva una crisi epilettica, aveva un qualche altro attacco di qualche malattia mentale che poteva essere collegata al demonio, il suo sangue poteva infettarti, poteva infettare la tua città, poteva infettare il tuo bestiame. Perciò i Filistei avevano questa usanza di prendere i pazzi e di cacciarli fuori dalla città. Non ucciderli, ma cacciarli. Loro cosa fanno? Esattamente questo. E lì Davide si ritrova solo. Non ha un posto dove andare. Di nuovo non può tornare a corte. Non può tornare a casa da sua moglie. Non può tornare dal grande sacerdote Samuele che fino a pochi anni prima l'aveva unto come re di Israele. Non può andare in una città di sacerdoti, non può andare in chiesa, non può trovare aiuto in fratelli, perché questo significa mettere a rischio e a repentaglio la vita della sua famiglia, dei suoi fratelli, della sua comunità. Perciò Davide si rifugia nel posto in cui nessuno va, la spelonca di Adullam. Spelonca di Adullam che lì vicino è puro deserto. Di nuovo è un semplice riparo da quel caldo, quel freddo, la pioggia, le tempeste di sabbia. Però Davide non ha effettivamente scelta. E lì inizia un lungo periodo della sua vita, perché spesso quando noi leggiamo la Bibbia facciamo questo errore di leggerla tutto d'un fiato, no? E allora, Davide sconfigge Golia, Davide incontra Jonathan, Davide viene dato da Saul, tac, 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 uno dopo l'altro, nel giro di una settimana Davide ha vissuto la sua vita. No, Davide passa nella spelonca di Adullam non un mese, non un anno, non 5 anni, ma 10 lunghissimi anni. Ora, sentendo quella che è la storia di Davide, ti riconosci in lui? Perché magari noi leggiamo spesso le storie della Bibbia con un certo distacco, con un certo, separazione fra noi e quei personaggi. Ah, Davide nella difficoltà. Sì, ma Davide lo conosco, Davide l'ho letto, Davide adesso tirerà fuori un salmo di battaglia, griderà di come il Dio, il Signore degli eserciti l'ha protetto dal leone e dall'orso e adesso lo proteggerà da Saul. Ma Davide non lo fa. In questo momento in genere ci aspettiamo una preghiera, un miracolo, un intervento divino, eppure non c'è nulla del genere, come spesso succede nelle nostre vite. Ci aspettiamo che il Signore intervenga subito secondo i nostri tempi, perché Signore, tu non stai vedendo che io sto soffrendo. Signore, c'è scritto nella tua parola che tu ti saresti preso cura di me. Dove sei, Signore? Ho iniziato a soffrire alle 4 di questo pomeriggio. Signore, dove sei? Oh mio Dio, io non ne posso più, io sto pregando, io sto digiunando. Dove sei, Signore? I tempi di Dio non sono i nostri tempi. E il Signore agisce, sì, assolutamente, abbiamo fede in questo, ma spesso agisce poco a poco. Ed è quello che è successo a Davide, perché di nuovo 10 anni. Giusto per avere un attimino di idea, vi ricordate dove eravate 10 anni fa? 10 anni fa era il 2014. Qualcuno di voi era ancora alle elementari. Io ero alle medie, prima superiore, qualcosa del genere. 10 anni
10 anni di solitudine. E quindi, leggendo la storia di Davide, ti senti come lui? Ti senti magari con un Golia che ti ha sfidato? Un Saul che ti vuole uccidere? Sono sicuro che il tuo problema non si chiama Golia, non si chiama Saul. Però, qualunque sia il tuo problema, puoi prendere esempio da Davide. Davide ha vinto. Davide ha perso. Davide ha profetizzato, ha spinto grandi preghiere verso il Signore e ha mentito ai sacerdoti, ha mentito al suo re, ha mentito a tutti, ai suoi nemici, pur di trovare questa soluzione umana. Però qui Davide, molto importante, davanti a questa caverna, da solo, con l'unica domanda che probabilmente gli stava passando per la testa, che era: e adesso che cosa faccio? Davide fa quello che faceva quando era un pastore. Davide ritorna alle sue origini. Perché anche se Davide si è lasciato andare nella sua vita e ha sbagliato, ed è sceso, ed è sceso, ed è sceso, in quel momento Davide di nuovo, a poco, si è rialzato, ha ritrovato le sue origini, ha ritrovato quello per il quale tutti noi ce lo ricordiamo, il suo rapporto con Dio. Lì Davide riconosce di nuovo quel giovane pastorello che era. Lì Davide di nuovo riesce a vedersi come l'uccisore di giganti, riaffiora il suo coraggio, torna a concentrarsi su Dio e trova rifugio. E mi vorrei soffermare su questa parola, rifugio, perché seppure quella caverna probabilmente non era davvero un rifugio, era semplicemente un buco nel quale infilarsi per di nuovo sopravvivere alle intemperie del deserto, Davide ama la parola rifugio. Se andate a leggere nei Salmi troverete la parola rifugio più di 40 volte. Ed è qua in particolare che vi voglio portare all'attenzione che, risottolineiamolo, lui era solo come un cane, non aveva sacerdoti, non aveva quelli che oggi noi possiamo considerare pastori, non aveva una chiesa, non aveva un gruppo di coetanei col quale confrontarsi, col quale poter dire: io sto soffrendo queste difficoltà, non ne posso più. Non aveva famiglia, non aveva amici, non aveva fratelli, non aveva il padre, non aveva assolutamente nulla ed era solo. Ed è in quella solitudine che Davide si inginocchia, prega e canta. Davide loda nelle difficoltà. E non qualsiasi lode, sia ben chiaro. Qui Davide scrive un salmo che probabilmente molti di voi conoscono, che è il Salmo 57. Ok? Vi invito ad aprirlo perché i primi versetti credo siano fondamentali. Sono portato qua la mia Bibbia giusto per avere un riferimento temporale, perché ogni volta vi chiedono di aprire le vostre Bibbie e non so mai quanto tempo darvi, perciò se mi date il tempo qua di trovarlo, Salmi 57, io l'ho trovato, spero che voi l'abbiate trovato nelle vostre Bibbie, ok? E leggiamo in particolare la primissima riga, quella che di solito nei Salmi nessuno legge. Al direttore del coro, non distruggere, inno di Davide, quando, perseguitato da Saul, fuggì nella spelonca. Inno di Davide. Davide fa un inno, compone un inno, prende le sue capacità musicali e trasforma la sua sofferenza in un salmo bellissimo. Leggiamo i primi versetti. Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me, perché l'anima mia cerca rifugio in te. Ripetiamo, perché l'anima mia cerca rifugio in te. E all'ombra delle tue ali io mi rifugio perché sia passato il pericolo. Io invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che agisce in mio favore. Egli manderà dal cielo a salvarmi, mentre chi vuol divorarmi m'oltraggia. Dio manderà la sua grazia e la sua fedeltà. Dio manderà la sua grazia e la sua fedeltà. Rifugiati in
Dio. Non nel tuo lavoro, non a scuola, non nei tuoi amici, non nella tua famiglia, ma rifugiati in Dio. Lascia che sia Dio a circondarti e non Saul. Lascia che sia Dio a darti quella forza che ti permette di sconfiggere i tuoi giganti. Lascia che sia Dio a mandarti quell'amico nel quale puoi contare nel momento della difficoltà. Qui c'è una frase che lo scrittore ha voluto sottolineare, io ve la riporto proprio parola per parola. Non saprai mai che Gesù è tutto ciò di cui hai bisogno finché Gesù non è tutto ciò che hai. Di nuovo, focalizziamoci bene sulle parole, non saprai mai che Gesù è tutto ciò di cui hai bisogno finché Gesù non è tutto ciò che hai. I sopravvissuti nel deserto trovano rifugio alla presenza di Dio. E lo sapete la cosa bizzarra, la cosa che va fuori dal normale? Che queste persone, che ciascuno di loro è solo, ciascuno di loro è povero, ciascuno di loro è l'ultimo degli ultimi, nel deserto trova una comunità. Per quanto incredibile possa apparire, ma se noi andiamo a leggere in 1 Samuele, capitolo 22, di nuovo, vi invito ad aprire le vostre Bibbie, vediamo se ci riesco ad arrivare prima di voi, non lo so, c'è qualcuno che ha preso la mia sfida in mano. 1 Samuele 22, trovato. I primi 2 versetti. Davide partì di là e si rifugiò nella spelonca di Adullam. Quando i suoi fratelli e tutta la famiglia di suo padre lo seppero, scesero là per unirsi a lui. Tutti quelli che erano in difficoltà, che avevano debiti o che erano scontenti, si radunarono presso di lui ed egli divenne loro capo. Così ebbe con sé circa 400 uomini. 2 dettagli sul quale mi voglio soffermare su questi primi 2 versetti. Il primo versetto. Quando i suoi fratelli e tutta la famiglia di suo padre lo seppero, scesero là per unirsi a lui. Suoi fratelli, famiglia di suo padre. Vi ricordate che cosa diceva la famiglia di padre di Davide? I suoi fratelli, che appena lo videro nel campo di battaglia, subito gli dissero: via, questo non è posto per te, vattene, chi ti vuole qua? Suoi fratelli, suo padre, lo stesso che quando un giorno è arrivato quel sommo sacerdote che era Samuele, il padre cosa dice? Sì, io ho dei figli, tieni il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, basta. Isai non ne hai un altro possibilmente? Sì, ora che me lo fai ricordare, è lì nei campi. Queste persone sono le stesse persone che sanno, che vengono a scoprire della sofferenza di Davide e vanno in quella caverna, in quella spelonca. Poi nel secondo versetto, mi piace così tanto questa descrizione, tutti quelli che erano in difficoltà, che avevano debiti o che erano scontenti. Grandi guerrieri di Dio? No. Chi era sti qua? Un branco di poracci, ammettiamolo. Era gente che probabilmente non voleva pagare le tasse, era gente che probabilmente era semplicemente stanca della vita che aveva, voleva cercare un'avventura, gente che aveva dei debiti. Secondo la cultura ebraica avere dei debiti era praticamente schiavitù. Questa è la gente che si ritrova Davide, un branco di falliti. La Bibbia non presenta nessuno di loro come grandi figure, come grandi sacerdoti, grandi soldati, no, semplicemente delle persone che non avevano nulla da perdere e che stavano cercando un posto sicuro. Erano dei disadattati, erano il fondo del barile, reietti, perdenti, emarginati. Come me, come te, come la Chiesa. Non siamo forse noi gli afflitti, gli indebitati, gli scontenti? Se aprite le vostre Bibbie nel Nuovo Testamento, c'è un testo che mi piace davvero tanto, perché Paolo è un uomo che non è di mezzi termini. Paolo è un uomo che prende, se ti deve dire qualcosa, te lo dice in faccia. E lo possiamo leggere in 1 Corinzi, nel capitolo 1. Nel versetto 20 e poi il versetto 26, 27, 28, ok? Perciò 1 Corinzi, capitolo 1, il versetto 20 sta scritto: dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo?
Forza, dove sono i fenomeni qua? Dove sono i premi Nobel? Dove sono quelli che avrebbero cambiato il mondo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza del mondo? Poi passando più avanti dal versetto 26, infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molto potenti, né molti nobili. Qui Davide sta sbattendo in faccia alla chiesa di Corinzi che erano un branco di falliti. Dove sono i comandanti? Dove sono le persone che hanno in mano la città? Però i versetti dopo aggiungono così tanto. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate. Dio ha scelto la sua Chiesa. Dio ha scelto la Chiesa di Corinzi. Dio ha scelto Paolo. Dio ha scelto Davide. Dio ha scelto te. Dio ha scelto me. Dio ha scelto le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurle al niente le cose che sono. Le congregazioni forti, le chiese salde, sono chiese popolate di abitanti delle caverne, passati, presenti, future. Sono chiese popolate da persone che conoscono il terreno di Adullam, che sono venute faccia a faccia con il proprio deserto. Hanno raccontato qualche bugia a Nob, ai sacerdoti di Nob, hanno fatto i pazzi a Gat, perché non erano in un ambiente che gli apparteneva, dovevano fingersi pazzi per non cedere davanti alla pressione, per non cedere davanti a quelle che erano le aspettative degli altri, e non lo hanno dimenticato. Davide davanti a quelle persone, chi è per poterle cacciare via, per potergli dire no, questo non è il tuo posto, questa spelonca è solo mia? Assolutamente, Davide non era nessuno in quel momento, è un magnete per gli emarginati. Così Davide crea una comunità di disadattati, però sono disadattati che cercano Dio, e questo è molto importante, perché Dio li rende un gruppo potente. In Prima Cronache sta scritto: ogni giorno alcuni venivano da Davide per aiutarlo finché si formò un grande esercito come l'esercito di Dio. E qui c'è un cambiamento, qui c'è qualcosa di diverso, c'è qualcosa che davvero non si spiega. Perché se andate a leggere la vostra Bibbia, dipendendo dalla vostra versione, in Cronache e in Samuele, si smette di usare la parola spelonca, si smette di usare la parola buca, la parola grotta, ma diventa fortezza. Alla fortezza di Davide c'erano questi soldati, lista di 300 nomi. Dove? Ad Adullam? Quello stesso posto pieno di emarginati, pieno di debitori, pieno di gente che non poteva trovare qualcosa di meglio? Di nuovo, non saprai mai che Gesù è tutto ciò di cui hai bisogno finché Gesù non è tutto ciò che hai. Sei nel deserto, rifugiati in Dio come un fuggitivo si rifugierebbe in quella spelonca. Sei nel deserto, non hai via d'uscita, rifugiati in Dio, come ti rifugieresti in una caverna per evitare quel caldo, quel freddo del deserto. Trova rifugio in Dio, nella presenza di Dio, trova conforto in quella che è la comunità di Dio. Mettiti in gioco in una congregazione di persone che sono doni della grazia tolte dalla tragedia. Perché qua ciascuno di noi ha una storia. E immagino che nessuno di voi abbia una storia bella, una storia tutte rose e fiori, una storia che tipo, ah sì, avrei potuto essere da qualsiasi altra parte, ma oggi ho scelto di stare qui. No, assolutamente. Qui, davanti a me, e poi in me, principalmente, siamo tutti doni della grazia che sono sfuggite alla tragedia, che sono stati strappati via dalla tragedia. Perché se cominciate a chiedere un po' in giro quella che è la Chiesa, troverete cosa? Gente che ha avuto problemi con alcol, gente che ha avuto problemi in famiglia, gente che ha pensato di ammazzarsi, gente che ha rischiato di morire in 1000 incidenti diversi, eppure oggi siamo tutti qui. Perciò a te che sei nel deserto, a te che sei in quella conca da solo, senza via di fuga,
cerca rifugio in Dio, segui quello che ha fatto Davide, inginocchiati e cerca rifugio in Dio, cerca rifugio nella comunità di Dio. Mettiti in gioco in una chiesa, che sia il servizio, che sia il semplice presenza, mettiti in gioco e trova rifugio in quello che è Dio, rifugio nella presenza di Dio e conforto nella chiesa di Dio. Queste sono le due cose per sopravvivere nel deserto, sono le due chiavi per sopravvivere nel deserto ed è quello che ha vissuto Davide in primis. Perché di nuovo, qui nella Bibbia noi leggiamo Davide, ma tranquillamente ci potrebbe essere il tuo nome. Hai avuto alti, hai avuto bassi, hai dei giganti da affrontare. Magari non hai mai vinto prima in vita tua. Questo consiglio vale soprattutto per te, per me, per tutti noi, per la Chiesa. Trova rifugio in Dio. Non perché siamo speciali, non perché siamo forti. Di nuovo, leggendo quello che ci ha detto Paolo, chi siete voi altri? Branco di poraci, gente che non sa neanche dove mettere la testa, dove sedersi. Rifugiati in Dio. Cerca conforto nel popolo di Dio. E se afferrerai queste cose, non importa il deserto nel quale ti ritrovi. Anzi, probabilmente più è brutto il deserto, più è bello il salmo che scriverai poi in futuro per quella che è la tua vita. Perciò, per concludere questo messaggio, questo breve episodio della vita di Davide, vorrei fare un momento di riflessione e preghiera, ripensando al tuo di deserto, il tuo Saul, quella cosa che ti vuole uccidere, quel problema che non ti lascia via di fuga, che ti ha isolato da un fratello, da un amico, da un genitore, da un compagno di classe. Ripensando a quello, dove posso trovare rifugio? Come posso copiare quello che è Davide? Preghiamo insieme. Ti ringrazio, Padre, per il tuo rifugio, per la tua presenza e per quello che sei. Ti ringrazio, Davide, ti ringrazio, Dio, per la tua Chiesa, il tuo popolo, la tua congregazione al quale ci possiamo sempre affidare. Padre, in questo momento io, come tanti altri, stiamo affrontando un deserto, stiamo affrontando una difficoltà e siamo soli. Non abbiamo altri posti nel quale andare, non abbiamo persone a cui rivolgerci, siamo soli. Però noi sappiamo, Padre, che così come tu hai aiutato Davide, aiuterai anche noi e ci darai questa speranza e questa forza per poter comporre un nuovo salmo, un nuovo inno di lode a te. Perciò ti prego, Padre, per me, per i ragazzi qui presenti, per tutta la tua Chiesa, che tu possa darci questa sicurezza, questo senso di rifugio del quale Davide parla. Ti prego, Padre, di farci sentire le tue ali benevoli sotto il quale rifugiarci. Ti prego, Padre, di farci sentire nella tua comunità, quella comunità di pazzi, quella comunità di bugiardi, di farci sentire la tua presenza qui in questo momento e più avanti nella Chiesa, nei nostri incontri. Ti prego, Padre, di essere sempre vicino a noi, di darci questa forza, questa speranza necessaria per affrontare queste difficoltà. Padre, ti chiediamo perdono per i momenti in cui abbiamo mentito a un sacerdote a Nob. Ti chiediamo perdono per quei momenti in cui abbiamo finto di essere pazzi davanti ai tuoi nemici
perché volevamo essere accettati, perché volevamo trovare la nostra soluzione umana. Ti prego, Padre, perdonaci attraverso il sangue del tuo Figlio. Guardaci con questo sguardo di misericordia per poter vivere di nuovo quello che è il nostro amore per te. Padre, noi ti chiediamo tutto questo non perché ce lo meritiamo, non perché siamo forti, potenti, non perché ce lo siamo guadagnati, ma è solo attraverso la tua misericordia, perché è solo attraverso il tuo Figlio che noi possiamo proclamare di essere liberi. Perciò ti prego, Padre, liberaci da questi nemici, liberaci da questo peso, liberaci da queste paure che ci portiamo dietro quando non mettiamo lo sguardo verso di te. Ti prego, Padre, sii il nostro rifugio. Benedici la tua Chiesa in modo che tutti insieme possiamo accoglierci l'un l'altro, possiamo amarci l'un l'altro, pensando a te. Ti chiediamo tutto questo, Padre, in nome di Gesù. Amen. E vi invito ad alzarvi per il nostro momento di decime di offerte. Nonostante il deserto, nonostante la disperazione, questo atto di ringraziamento è qualcosa di molto importante, perché quando ringrazi Dio, tu distogli i tuoi occhi dal tuo problema e guardi verso Dio. Perciò cantiamo insieme, offriamo al nostro Signore le nostre decime e le nostre offerte. Signore, nessuno è come te, per sempre io ti loderò, perché solo tu degno sei. Rifugio sicuro, sempre in te troverò l'anima mia, ciò che è in me, io lo
ringraziamo per questo momento di lode, Padre, grazie perché tu ci dai sempre qualcosa, Padre, ti prendi cura delle nostre vite, Signore, grazie perché non ci fai mai mancare niente, Padre. E ti ringrazio perché oggi, Signore, possiamo dare queste cose a te, Signore, possiamo dare i nostri soldi, possiamo dare la nostra lode a te, Padre, possiamo dare quello che tu ci dai, Signore, che appartiene a te, Padre. Noi riconosciamo che tutto quello che ci dai, Signore, viene da te, Signore, senza di te niente di tutto questo potrebbe essere possibile, Padre. Grazie per questo giorno, Signore, per come agisci nelle nostre vite, Padre. Nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok, stiamo finendo il nostro culto e quindi adesso abbiamo il nostro momento di avvisi. Abbiamo pochissimi avvisi. Il primo è quello del nostro prayer camp e vi inviterei tutti ad esserci, ad iscriversi, perché penso che la maggior parte di noi, sì, è già stato a un campeggio e sappiamo quanto è una botta spirituale per ognuno di noi. E confido nel Signore che questo campeggio lo sarà ancora di più, perché si parlerà di preghiera e la preghiera è la nostra arma per sconfiggere le nostre paure, le battaglie, per sconfiggere il nemico. E è un'arma molto più forte di quanto possiamo immaginare. Quindi vi prego, confidate che questo campeggio possa essere, cioè sarà effettivamente un grandissimo evento, una grandissima opportunità per riavvicinarsi al Signore, per sentire la parola di Dio. E sono sicura che ognuno di voi voglia, nel profondo del proprio cuore, desideri sentire il Signore che ci abbraccia, il Signore che ci chiama a Lui e che parla ai nostri cuori. Quindi vi invito a iscrivervi e a chiamare nuove persone. E quindi le iscrizioni sono ancora aperte. Il campeggio è dall'8 al 13 luglio. E la caparra confirmatoria sono 50 euro, che sono da versare, da mandare nell'IBAN del conto corrente della Chiesa, non dell'associazione. E in totale sono 150 euro. E per maggiori informazioni parlate con Ema. E l'altro annuncio e ultimo di questa sera è per chi si è iscritto entro ieri. Il 1 maggio abbiamo il nostro raduno, lode, qua in chiesa, e vi ricordo semplicemente che è alle 10:30. Sì, basta? Ciao. Adesso ci divideremo nei nostri gruppi di riflessione, e quindi che possa essere un bellissimo momento di condivisione, un bellissimo momento di riflettere su come il Signore possa essere un rifugio nelle nostre vite. Ciao!